Adesso l'altra ricetta è il cake salato con montasio, capperi e pomodorini secchi. Allora, questo è un cake. Ah sì, sotto. dammi quei picotondini, giusto per far vedere. Tanto adesso poi lo facciamo e lo inforniamo. Questo vuole essere un aperitivo, una degustazione, può essere anche servito insieme a una crema di formaggio come faremo noi, come piccoli finger food. È un cake molto veloce. Posso assaggiarlo io? Certo. Aver l'onore? Certo, prego. E che va completato, ci manca la sua salsina di buono, montasio. Però. Che morbido, buono. Sì, rimane morbido, quindi si può fare tipo plum cake da tagliare a fette, plum cake salato. Io ne ho fatti un po' in questi stampini, oppure io lì mi sembra che ho scritto usare degli stampini a forma di Savarin. Savarin sarebbe tipo piccola ciambellina col buco, perché nel buco ci vado a mettere in questo caso una crema, una farcitura. Questi io li amo quando devo fare le cose ghiacciate, fredde, quelle col cioccolato, perché le metti a meno in freezer, in abbattitore, quando le vai a togliere si estraggono molto facilmente perché si girano, addirittura rimane la parte molto lucida, se è raffreddato bene ti rimane già lucida, non c'è bisogno di gelatinare o spruzzare o fare. Sicuramente sono più comodi rispetto alle teglie che hanno tutti i buchi. 150 grammi di uova intere. Sarebbero 3 uova, qui se io le vado a pesare è un po' di più, perché sono uova un po' grosse. È un impasto veloce, non va montato, potete farlo anche a mano, in una ciotola con la frusta. Io prendo quella lì della sbattitrice per fare prima. E abbiamo le 3 uova, 150 grammi di farina, 10 o 15 grammi di baking, se non 11 grammi precisamente, 100 grammi di olio d'oliva, un po' di latte, 130 grammi, pomodorini secchi e capperi. Allora, la ricetta vedete che è uova, io la utilizzo come recipiente per sbattere, posso metterlo anche in macchina, ma anche non è qui che devo montare e incorporare aria, qui si amalgama gli ingredienti. Abbiamo una frusta a mano? Ah, perfetto. Era Ce già n'è tutto uno qui. qua se vuoi, eh? Ah, ce l'hai? Perfetto. Allora, io ho messo le uova, la farina, Il lievito? il latte che l'ho pesato, quindi amalgamano tutto insieme. In questo caso abbiamo messo montasio grattugiato e vado a mettere del pesto, sono 50 grammi, quindi un cucchiaio, tocca far così perché non ci passa, ne metto un po', cioè io prima ho detto cubetti di zucchine saltate al posto dei capperi, Sì, sì. naturalmente cotte, mai le verdure crude in questi cake qui. E per riempire degli stampi così piccoli mi aiuto con un sacchetto, sac à poche. Del cappero che sono un po' grossi, quindi non Voilà. ci passa. Ops. Lo fate, lasciate un po' di spazio perché un po' cresce. Adesso io ne faccio 2, vengono un po' bassi, ma per un discorso di tempistica. Io potrei farne uno, questa dose qui è per farne uno bello alto, ma ci vorrei quasi un'ora di cottura. Io così basso in 30 minuti riesco a cucinarlo. Voilà. Ok. Allora, direttamente nel tegame dove andate in cottura, quindi senza stare a sporcare c'è sempre sta zeta della romagnola, no? Mettiamo le uova, prendiamo una frusta, abbiamo una frusta mogna da qualche parte. Qua ce n'è una. Ok. O anche un cucchiaio di legno riportato, perché io le devo solo sbattere un attimo, non le devo montare. Si incorpora in queste uova la farina, quindi amalgamo, poi si stempera. Io qui ho messo latte e panna per avere un peso, lo metto insieme e lo faccio stemperare, sciogliere. E quando unite i formaggi in un composto caldo non dovete più riportarlo ad ebollizione, altrimenti il formaggio si appallottola, per capirci,
e questo succede a volte con le fondute. La consistenza di questa crema è come una crema pasticcera, come una maionese quasi, e rispetto alla maionese ha molte meno uova perché c'è il latte e panna e ha anche un gusto diverso. Comincia a rapprendersi. E il formaggio lo metti a fuoco spento? A fuoco spento, spegniamo allora, guarda, tutto. tutto spento. Quindi, e vado ad aggiungere il mio formaggino. Voilà. E lo girate, si fa leggermente raffreddare, poi la lavoriamo con il sac à poche. Va bene. Così, una leggera spolveratina di leggera, questa è troppa.